Buonasera da Sicilia 24, i titoli. Evacuato a Catania per motivi di sicurezza il pronto soccorso del Policlinico per i vapori scaturiti a gasolio del gruppo elettrogeno in panne. I pazienti sono stati trasferiti al San Marco, al Cannizzaro e al Garibaldi. Un freddo calcolatore aveva pianificato la strage, il giovane di origine tunisina che a Vittoria ha dato fuoco alla casa di famiglia uccidendo la madre e una delle sorelle. Avviata una raccolta di fondi. Pedopornografia, trovati migliaia di file con abusi su bambini anche molto piccoli. La Polizia Postale di Catania arresta 9 persone, scoperta la guida del pedofilo. Gay Pride a Catania, un'Italia senza diritti umani è un paese in croce, la nostra è una sfilata di gioia, diritti e rabbia, gli slogan dei manifestanti. Lo strano caso della fontana di Licata rimasta a secco, si sospetta che l'acqua sia stata dirottata per fini privati. Intanto Trapani e Misili Scemi litigano per la carenza. Sequestrato a pochi giorni dall'inaugurazione il parco Aldo Moro di Messina, ci sarebbero tracce di amianto dietro l'ingiallimento del prato. Salina celebra i 30 anni del Postino, testamento artistico di Troisi. Da Maria Grazia Cucinotta a Barbara Boucher, da Pannofino a Sergio Friscia, gli ospiti del Mare Festival. Giovanni Allevi incanta il pubblico di Palazzo dei Normanni a Palermo e racconta la sua malattia. Quando suonavo il pianoforte mi tremavano le mani. Bentrovati, momenti di tensione a Catania dove è stato evacuato il pronto soccorso del Policlinico, numerosi i pazienti che sono stati trasferiti al San Marco, al Garibaldi e al Cannizzaro. Un guasto alle pompe del gruppo elettrogeno ha fatto fuoriuscire del gasolio e per precauzione si è reso necessario trasferire i pazienti. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di Tonino De Bana. Chiusura del pronto soccorso e trasferimento immediato di decine di pazienti nei reparti presso altre strutture ospedaliere. Pomeriggio ad alta tensione al Policlinico di Catania per l'improvvisa perdita di gasolio da un gruppo elettrogeno che si era attivato per un distacco dell'energia elettrica. Intorno alle 16 una pompa si sarebbe guastata causando il versamento del carburante che avrebbe raggiunto il sottoscala con il serio rischio che potesse svilupparsi un incendio in un luogo particolarmente sensibile come un ospedale. L'attivazione della maxi emergenza e l'evacuazione dei pazienti è stata adottata dall'unità di crisi per presenza di vapori in alcuni reparti del Policlinico. Sul posto sono immediatamente arrivate 2 squadre dei vigili del fuoco e diverse volanti della polizia. Immediatamente sono state attivate le ambulanze del 118 che hanno iniziato a fare la spola con il San Marco, il Cannizzaro del Garibaldi per il trasferimento di alcuni pazienti, uno dei quali addirittura arrivato al Policlinico in codice rosso. La situazione è stata ritenuta sotto controllo soltanto nel tardo pomeriggio, ma i vapori che hanno reso irrespirabile l'aria hanno indotto alla cautela. La strage di Vittoria si terrà lunedì, l'interrogatorio di convalida del fermo per il giovane di origine tunisina che ha dato fuoco all'abitazione uccidendo la madre e una delle sorelle. Intanto i ragazzi di Vittoria hanno lanciato una raccolta fondi per aiutare l'altra sorella che lotta tra la vita e la morte assieme al padre. Veronica Barbarino. Freddo e calcolatore, non un pazzo. Rinchiuso nel carcere di Vittoria, lunedì ci sarà l'udienza di convalida del fermo di Waidi Zawali, il 30enne tunisino residente a Vittoria che ha dato fuoco alla casa di famiglia uccidendo la madre e una delle sorelle. L'uomo è accusato di omicidio volontario premeditato, aggravato dalla crudeltà e dal vincolo familiare e tentato omicidio. Quello che sembrava il gesto di un folle in realtà era stato pianificato in maniera lucida. Il giovane chiedeva sempre soldi alla famiglia e spesso picchiava i familiari, soprattutto le sorelle, come confermato dagli stessi vicini. Waidi non è un pazzo, ma un violento con diversi precedenti. Nel 2014, ancora ventenne, aveva partecipato a una spedizione punitiva a Comiso, assieme ad altre 7 persone di origine nordafricana. Il branco si era introdotto all'interno di un'abitazione e ferito 3 persone. Prima di fuggire aveva rubato anche del denaro. In quella circostanza era stato arrestato per rapina, violazione di domicilio e lesioni pluriaggravate e continuate in concorso. Posto ai domiciliari era evaso per ben 2 volte. Attualmente era sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per altra causa. A Vittoria quindi in tanti si chiedono se questa tragedia poteva essere evitata. Intanto restano stabili ma gravissime le condizioni del padre Kamel che si trova al civico di Palermo. Lotta ancora tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dello
dell'ospedale Cannizzaro di Catania, Oumaima, l'altra sorella rimasta vittima dell'incendio. Oumaima aveva completato gli studi del quinto anno del liceo linguistico Mazzini e avrebbe dovuto sostenere tra qualche giorno gli esami di maturità. I giovani di Vittoria la descrivono come una ragazza allegra, gioiosa e hanno lanciato una raccolta fondi per aiutarla. Anche i suoi insegnanti l'aspettano. Operazione contro la pedopornografia. Sono stati sequestrati migliaia di file con immagini di abusi anche su bambini piccolissimi. 9 gli arresti della Polizia Postale di Catania che ha scoperto la guida del pedofilo. Emanuela Corsi. 9 persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato nell'ambito di un'operazione su tutto il territorio nazionale di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla Procura di Catania. 26 le persone indagate per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico sottoposte a perquisizioni personali ed informatiche. Sequestrati migliaia di file, scambi di messaggi e video raccapriccianti con abusi anche su bambini piccolissimi. Le indagini sono state avviate su alcuni dispositivi elettronici sequestrati a un uomo arrestato mesi fa per le stesse condotte, sui quali all'interno di una piattaforma di messaggistica erano stati trovati gruppi dediti allo scambio di immagini e video shock. Meticolose e complesse indagini anche di natura tecnica hanno portato all'identificazione dei soggetti attivi sui gruppi. La Procura distrettuale di Catania, condividendo le nostre ipotesi investigative, ha emesso i decreti di perquisizione nei confronti di 26 soggetti. Le perquisizioni hanno avuto esito positivo. 9 di questi soggetti sono stati arrestati in flagranza per detenzione di materiale pedopornografico. Le perquisizioni sono state eseguite su tutto il territorio nazionale, in particolare a Catania, Milano, Roma, Genova e Bari. Uno degli arrestati, oltre a migliaia di file pedopornografici, aveva nella disponibilità del suo cloud il formato digitale del libro Guida del pedofilo. Il materiale sequestrato è al vaglio della Procura di Catania e della Polizia Postale per ulteriori approfondimenti investigativi utili anche all'identificazione delle giovani vittime. I carabinieri hanno arrestato a Patti, nel Messinese, un 25enne per molestie. Il giovane, non accettando il licenziamento da parte della sua datrice di lavoro, ha iniziato a molestarle. Inoltre si appostava all'interno ma anche all'esterno del locale e importunava e intimoriva i clienti e i dipendenti presenti. Torna a Catania il Gay Pride, il corteo partito da piazza Cavour e poi sfilato lungo via Etnea con interventi finali in piazza Università. Un'Italia senza diritti umani è un paese in croce, hanno detto i manifestanti. La nostra è una manifestazione di gioia, diritti e rabbia. La nostra identità viene attaccata, hanno sottolineato gli organizzatori, in un momento politico, storico e sociale che non accoglie le nostre rivendicazioni. A Catania tra poche ore via libera alla pedonalizzazione di piazza Federico II di Svevia. Non mancano le resistenze di residenti e commercianti. Tonino De Mana. Il dato è tratto. Tra poche ore l'area del Castello Orsino sarà pedonalizzata, una svolta epocale fortemente voluta dall'amministrazione Trantino che intende sviluppare un progetto turistico-culturale in grado di rendere Catania ancora più attrattiva. È chiaro che ogni cambiamento suscita delle resistenze che da mesi vengono portate avanti da residenti e commercianti che operano in piazza Federico II di Svevia. Il sindaco non ha ceduto di un passo, non è andato indietro, non ci ha ascoltato per niente, mettendo in croce sia i residenti, i commercianti e gli artigiani della piazza, come una vera dittatura. È bello avere la piazza in ordine e ben organizzata, è bello tutto, ma ci deve dare la possibilità di sopravvivere, altrimenti l'economia di questa zona di Catania andrà a crollare. Io sono ristoratore e ho delle famiglie, circa 10-12 famiglie, no di più e credo manco di meno, con la sedia a rotelle che la lasciano avanti il mio locale. Signor Sindaco, cosa noi dobbiamo fare? Dobbiamo chiudere o dobbiamo andare avanti? Per molti di loro la chiusura alle auto potrebbe rappresentare la pietra tombale per le rispettive attività. Ho un'attività che lavoro sulle macchine, ma nel momento in cui quasi viene a chiudere, io come faccio a far entrare le persone per lavorare? Non è che posso chiudere un'attività dall'oggi al domani. Vedremo gli effetti e valuteremo assieme se questo cambiamento sarà drammatico o porterà risultati positivi. Un concerto inaugurerà la zona pedonale che sarà suddivisa in 2 aree. Nel settore 1 traffico interdetto alle auto H24, nell'altra chiusura temporanea serale e notturna. L'amministrazione comunale ha riservato 400 posti auto nelle zone limitrofe, mentre AMTS ed FCE garantiranno una maggiore copertura per raggiungere il Castello Orsino.
Nella crisi per l'emergenza idrica in provincia di Agrigento succede pure che una fontana venga lasciata a secco. Il sospetto è che l'acqua sia stata dirottata per fini privati. Davide Sardo. Nella guerra dell'acqua, che vede tutti contro tutti, può accadere anche che il corso di una fontana venga deviato per fini personali, e quanto sospettano i carabinieri di Licata, che stanno indagando sull'improvviso prosciugamento della fontana Romano rifornita dall'acquedotto romano in contrada Cannavecchia nei pressi dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso. La fontana adesso è incredibilmente vuota. Si tratta di una fonte inesauribile ed ecco perché si ipotizza che mani ignote abbiano deviato il corso dirottando l'acqua altrove, anche per usi irrigui. I carabinieri stanno setacciando la zona alla ricerca di eventuali allacci abusivi e per scoprire i boicottatori. Licata, che attende la costruzione del dissalatore dal 2006, è a secco e i cittadini sono pronti a scendere nuovamente in piazza a lanciare allarme. Il sindaco Angelo Balsamo. Abbiamo fatto il punto della situazione e abbiamo evidenziato che Licata attualmente riceve meno della dotazione organica prevista da 110 litri al secondo che dovremmo ricevere. Ne riceviamo poco meno di 50 litri, l'invaso di Savarello è completamente vuoto a secco e abbiamo serie difficoltà per garantire l'approvvigionamento idrico sia per uso civico sia per le attività che insitano a Licata, dal villaggio Serenusa, ristorazione e tutto il resto. La crisi idrica in Sicilia, già riconosciuta e dichiarata dal governo Meloni una emergenza nazionale, assume giorno dopo giorno connotati disastrosi. Non piove da mesi e non si travedono inversioni di rotta. La rete siciliana, basata sugli invasi, è in stato terminale. Le riserve di acqua potabile sono ridotte ai fondali, spesso carichi di sedimenti per la mancata manutenzione. E intanto Trapani e la sua ex frazione Misiliscemi litigano per l'approvvigionamento idrico. Il nuovo comune si ritrova con 5.000 utenze senza acqua da giorni. Laura Spanò. La crisi idrica sta mettendo a dura prova i rapporti di vicinato tra il comune di Trapani e quello di Misiliscemi e intanto migliaia di persone rimangono senza acqua. A Misiliscemi non arriva una goccia d'acqua da giorni, la città è isolata e 5.000 utenze sono a secco. Questo perché non c'è un bypass che smisti l'acqua della condotta di Bresciana nel nuovo comune, che fino a pochi anni fa era solo una frazione del capoluogo. Il comune di Trapani potrebbe utilizzare le pompe di sollevamento di Marracco per dirottare l'acqua a Misiliscemi. Basterebbe un bypass per rendere autonoma la città, dice il sindaco Salvatore Tallarita. Trapani, risponde il sindaco Giacomo Tranchida, non è tenuta a erogare acqua a Misiliscemi, respingendo le accuse mosse dal collega secondo il quale Trapani volontariamente chiude il sistema di pompaggio a Marracco, lasciando i misilesi senza acqua. L'approntamento di 250 litri al secondo da Bresciana a San Giovannello non sarebbe sufficiente a riempire il serbatoio, dove ne arriverebbero solo 130 su 160. Ne mancano 30, proprio quelli inviati a Misiliscemi. Ad acuire poi il problema nei due comuni, le rotture provocate dai lavori che una ditta stava effettuando per conto dell'Enel. Inaugurato e sequestrato dopo sole 3 settimane. È la storia del parco Aldo Moro di Messina, dove ci potrebbero essere tracce di amianto. Francesco Triolo. Dall'inaugurazione in pompa magna di 3 settimane fa, con l'apprezzamento di tutti, all'ingiallimento dell'erba, al sequestro, il riassunto del percorso del nuovo parco Aldo Moro nelle ultime 3 settimane. Il sequestro dell'area è stato disposto ieri pomeriggio dalla Procura di Messina dopo la scoperta di materiale che potrebbe contenere amianto, per il quale sono necessarie verifiche che diranno quando l'area verde, restituita alla città dopo 40 anni, potrà tornare disponibile. Un sequestro che ovviamente ha provocato lo stupore di tanti messinesi per la clamorosa inattesa disposizione. Il comune in qualche modo prova a gettare acqua sul fuoco, affidandosi alla magistratura e all'ARPA per tutti gli approfondimenti del caso. Il sequestro di ieri segue quello di mercoledì su una porzione della scarpata di proprietà dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scerbatura, infatti, dei giorni scorsi aveva portato alla luce anche dei rifiuti, fra questi qualcosa che potrebbe essere o contenere amianto. Non ce n'è la certezza e per questo l'ARPA ha effettuato prelievi per avviare delle analisi sui campioni rinvenuti. La prossima settimana i risultati, se saranno riscontrate tracce di amianto, si dovrà provvedere alla bonifica. Adesso una breve pausa e poi andremo a Salina, ma parleremo anche di musica. A tra poco.
Alle Eolie, Salina celebra i 30 anni del Postino, il film di Massimo Troisi che è diventato il suo testamento artistico. Per l'occasione si assegna il premio Troisi con tantissimi attori sull'isola fino a domani. La nostra inviata Eva Spampinato. Una bici d'epoca che spunta fuori dalla locandina originale di un film diventato simbolo di un'isola, Salina, e testamento di uno dei più grandi attori italiani scomparso troppo presto, Massimo Troisi. La più rigogliosa delle isole Eolie saluta così l'arrivo dei turisti al porto di Santa Marina e il Mare Festival celebra i 30 anni de Il Postino. Giornate bellissime di sole, di mare qui a Salina, trasformata in una capitale del cinema con grandissimi attori, registi, artisti che sono qui per ricordare Massimo Troisi a 30 anni dalla sua scomparsa, a 30 anni da quel film indimenticabile che è rimasto nel cuore di tutti noi ed è entrato nella storia del cinema. Ieri la prima serata della 13ª edizione del premio Troisi. Tutto questo insieme con Maria Grazia Cucinotta, la nostra madrina, Francesco Pannofino, Carla Signoris, Alessio Boni, Sergio Friscia, si stanno raccontando sul palco del festival, stanno parlando dei loro prossimi progetti, stanno rivedendo alcune delle scene più belle delle loro carriere, stanno ricordando Massimo Troisi, ancora oggi un punto di riferimento per chiunque lavora nel mondo della commedia, si approccia alla comicità e soprattutto alla poesia troisiana, cioè quella di dire delle cose profonde, originali, intrise di significato ma in modo semplice per arrivare a tutti. In una cornice unica, i protagonisti del mondo del cinema incontrano il pubblico in un rapporto diretto, a tu per tu, poetico e intenso. Il festival diventa sempre più itinerante, abbiamo coinvolto nuovamente il comune di Santa Maria Salina dove è nato il festival 13 anni fa e quindi abbiamo abbracciato la piazza di Santa Maria Salina dove proprio Sergio Friscia è stato un protagonista indiscusso, showman e mattatore sul palcoscenico e poi il cuore del festival rimane il comune di Malfa con la sua piazza, anche perché nel comune di Malfa è stato proprio girato Il Postino insieme con Procida, quindi sono quei luoghi che ci ricordano questo film candidato a 5 premi Oscar e vincitore di una statuetta per le musiche. Ancora le note di Luis Bagaf qui si risentono nell'aria. Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a domenica sera. E a ricevere il premio Troisi è stata l'attrice, comica e conduttrice Carla Signoris. Giovanni Allevi incanta Palermo a Palazzo Reale. Il maestro compositore nel suo tour di incontri ha parlato anche della sua malattia. Il più grande problema, ha detto, era il tremore alle mani quando suonavo. Marco Gullà. Ogni suo brano è accolto da un'ovazione, ogni sua riflessione sulla vita vissuta e sulla concezione della musica ipnotizza il pubblico. Palazzo Reale a Palermo è rimasto ammaliato dinanzi al maestro Giovanni Allevi che ha accompagnato il tramonto palermitano con le sue composizioni e le narrazioni di un'esistenza attraversata dalle gioie di una carriera folgorante. E poi il maestro Allevi torna a parlare della malattia che lo ha bloccato per un po' di tempo. Mamma mia, sì, ho 2 vertebre fratturate, collassate, si sono schiacciate. Però? Certo, suonare il pianoforte con un dolore alla schiena così sapendo che tra l'altro si tratta di un dolore cronico che probabilmente non andrà mai via. Però mi sono accorto che non è stato quello il problema principale. Il problema principale è stato il tremore alle mani. Certo, perché quello, meno male, per suonare le mani sono l'elemento fondamentale. Pensavo fosse un po' secondario, invece no. Bisogna immaginare una situazione positiva per ingannare il cervello, dice Allevi, che suona e incanta tutto il pubblico presente. Ad accogliere Allevi e nelle vesti di padrone di casa il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno. Con noi abbiamo un artista che va ascoltato non solo in senso artistico, ha detto, ma per tutto quello che gli ha offerto la vita. Adesso una breve pausa e poi le ultime novità sul fronte calcio. A tra poco. Eccoci al calcio. A Catania tiene ancora banco la vicenda allenatore toscano. Avrebbe trovato l'accordo col Cesena per la risoluzione. Le firme a inizio settimana, poi il suo arrivo a Catania. Marco Carli.
C'è l'accordo per la risoluzione col Cesena. Nella settimana prossima Toscano sarà a Catania. La telenovela è stata lunga, ma questa volta la parola fine potrebbe essere veramente scritta. L'ex tecnico del Cesena sembrerebbe aver trovato l'accordo con la società che ha portato in Serie B e che lascerà. Il punto è legato alla burocrazia e alle firme che dovrebbero essere apposte in avvio della prossima settimana. Anche la vicenda d'Aversa è collegata di conseguenza. Il tecnico designato per prendere il posto di Toscano potrebbe così sottoscrivere il contratto con i bianconeri. Insomma, un domino che si completa anche a Catania. Poi diventerà determinante il mercato di entrate, non solo quello. Ad esempio, una buona parte dei giocatori attuali dovrebbero lasciare il rossazzurro. Si ripartirà in tutti i sensi e Faggiano già lavora per trovare le soluzioni migliori. Insomma, il tempo che si è allungato per l'allenatore dovrebbe non impattare troppo sul mercato, anche perché il Catania e Toscano parlano da tempo. Si dovrà correre per rispettare il ritmo che lo stesso Faggiano ha definito in conferenza stampa, mettere una buona parte della rosa a disposizione del tecnico ad Assisi fra un mese, anche perché fra Coppa Italia Maggiore, Coppa DC e campionato il detto calcio d'agosto non sarà più valido, si incomincerà presto a fare sul serio. Giorni di riflessione e lavoro per il Palermo sul fronte mercato. Il club rosanero è alla ricerca di giocatori importanti per far fare il salto di qualità alla squadra in vista della prossima stagione. Marco Gulla. Il Palermo punta ai big, dalla Padula viola per passare da Casadei, il City Group vuole costruire una squadra che questa volta punti alla promozione diretta in Serie A. E allora occorre un salto di qualità. Tanti nomi, ma al momento massimo riservo sulle trattative. Per il reparto offensivo il club rosanero sta monitorando alcuni profili: Sebastiano Esposito, Samuele Mulattieri, Pedro Mendes e anche Cristian Lapadula. E poi più defilato De Frel del Sassuolo. Poi capitolo Brunori, il rapporto tra il Palermo e il suo capitano sta vivendo un periodo complicato come mai era successo negli ultimi 3 anni e con ogni probabilità il futuro porterà il calciatore lontano dal capoluogo nella prossima stagione. Per lui potrebbero aprirsi le porte del Genoa in Serie A. Infine, situazione prestiti, il Palermo ha deciso di non riscattare nessuno. Tornano alla base Henderson, Koulibaly, Mancuso e Traoré. Prossima settimana decisiva per alcune trattative. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.